Mi non capisci dove che si a Sanremo? No, no. Aspetta che chiamo Matteo. Aspettami. Poi la gente è ignorante, lo chiama Amadeus, ma se è singolare non vai a se, se uno. Che la gente è ignorante, non sa niente di inglese. Oi l'Amadeo, come andiamo? Ascolta, sento Sanremo. Non ti si piso Rai 1. Inizia la settimana prossima. Pensavo che era già iniziato, avevi ancora da attaccare che ne cos'è Maroni, tieni sto Sanremo. Ascolta, va bene, dai, ascolta, già che tengo qua, dimmi, chi è che vince sto anno? Tanto si sa sempre subito chi che vince, vero? Che si sa prima. No, dai, dai, sta, dimmi. Non te, niente, te siccome mi muoiere, non te vuoi sbottonarti. Sì, va bene, se voglio sapere il vincitore te guardo, senz'altro. Però mi raccomando, sto anno cercare di tagliare un pochetto, a fini sempre più tardi a ostrega. Ora che la gente che andare a lavorare il giorno dopo, li vedo subito i dipendenti in comune durante la settimana del festival. Quindi dormessaggi qui che guarda Sanremo e qui svegli no. E il problema è che io guardo tutti, ho capito perché saremo gli oggi però a lavorare. Ascoltami. Sì, per carità, anche a me mi piace seguire tutto fin tardi. Ho dormito più ore come fiago che aveva e con le chette che no a settimana di Sanremo. Sì, perché sta attacchi vede una roba, è giusto che ti guardi fino a fine, non come qui che va messa a casa subito dopo a comunione. Anche per rispetto del presentatore. No, parlavo di Don Gino, non di te. Ascoltami, sanno se facile presentare Sanremo, infatti. Ascoltami, Matteo, guarda, e ora ti faccio un regalo. Ti conto una barzelletta che ti puoi usare se hai un problema di audience, non so, un problema in diretta, un buso, un buco. Ascolta, ascolta Tasi. Senti cosa che dice un cantante ai musicisti che va via subito dopo la strofa? Ritorneo. Che capire? Che va via dopo la strofa e che dice ritorneo. Seria ritornello. No, te che a contarla in Veneto se no non funziona. Ritorneo. Forte, vero? Vuto che te ne conta un'altra? Ah no? Piuttosto te ne dici chi che vince Sanremo? Dime, dai, dime. Dai. No, sul serio? No, non pensavo. Tranquillo, non vi dico a nessuno. Acqua in bocca. Muto come un pesce. Acqua in bocca. Te ho detto muto come un pesce. Forse per cui i pesci sono muti. Perché se si parla con l'acqua in bocca non avevo mai pensato. Ogni modo, tranquillo, Matteo, non è che non vi dico a nessuno, tranquillo. Senz'altro. Ciao, Matteo, ciao. Ciccia, vieni qua. Oh, Susaki che vince Sanremo. Podemo dormire sto anno. Oh, non l'avrei mai detto. Certo chi che vince. Vuto sapere chi che vince. Sto anno vince.